bianco, giallo, rosso, lo spettacolo pirotecnico dedicato alla vita che, come da tradizione, ha concluso la festa di Ferragosto in Prato della Valle. Occhi tutti puntati verso l'isola Memmi al termine di una serata partita poco dopo le 21. Se le temperature sono state quelle del caldo record, neppure l'AFA ha scoraggiato le quasi 30.000 persone che si sono date appuntamento a Padova nella notte che segna il giro di boa dell'estate. Prima dei fuochi, il concerto sul palco allestito nel lobo di Santa Giustina, concluso dagli attesi Benji e Fede, che hanno attirato un pubblico molto giovane. Oltre 200 le persone impegnate nel dispositivo di sicurezza, operatori delle forze dell'ordine, operatori sanitari e steward. È stata un'altra edizione magica, luci, musica e una grandissima partecipazione di pubblico. Il commento di Antonio Bressa, assessore ai grandi eventi del Comune di Padova. La serata si è conclusa senza registrare nessun tipo di incidente, nessun tipo di problema. Un grande grazie va a tutte le persone che hanno lavorato per questo risultato, dagli uffici comunali a tutte le persone che si sono occupate della sicurezza che è stata garantita in questa grande notte padovana di Ferragosto.